Iniziamo con la musica live di Generazione No Stop! Gypsy woman told my mother, before I was born, you say you're coming, because you're a son of a gun, gonna make pretty women's jump and shout, that away wanna know. Per Generazione No Stop oggi siamo con Guy Bennici. Salve a tutti, salve a tutti. Allora Guy, questo tuo DVD ce ne parli? Sì, il DVD è un concerto del 2005 fatto a Milazzo, al Palasport di Milazzo per telefono azzurro-rosa. È un evento importante a cui non siamo voluti mancare. Questo attualmente gli appassionati lo troveranno ai concerti, anche se so che la produzione sta tentando una distribuzione nelle edicole. Io ho la band che insomma mi segue, ho la fortuna di avere adesso, è costituita da Alberto Parla al basso, un grande, il più grande bassista insomma che ho mai avuto, è con me da 7 anni, Angelo Spataro alla batteria, lui è nella band da 5 anni e sono veramente felice di suonare con loro insomma. Naturalmente tantissime persone ti avranno già visto in concerto da qualche parte, in giro per la Sicilia, ma il tuo genere naturalmente è il blues, sì, vuoi dire qualcosa in più? Il genere musicale che suono insomma da tanti anni, la band è nata nell'88, a cavallo tra l'88 e l'89, e da allora abbiamo sempre suonato il blues elettrico, un po' di stampo, così per fare una precisazione, un po' più di stampo texano, quindi il blues elettrico un po' più cattivo tra virgolette. Posso citare un aneddoto particolare: alcuni anni fa suonavamo qua in provincia insomma, e alla fine di un concerto, dopo 3 ore e mezzo di blues, si avvicina uno e mi chiede ma blues non ne fate? E chiedo in che senso? Ma fa come la musica di Pino Daniele, di Zucchero, questo blues non lo suoniamo. Molto commerciale. È una musica straordinaria, assolutamente straordinaria, quella di Zucchero, di Pino Daniele, musica che ascolto. Ma non è il blues, è una straordinaria musica influenzata dal blues, ma da qui a definirla blues, insomma, ne passa di strada. Oltre questo DVD tu hai anche un tuo CD? Sì, abbiamo un CD uscito di recente, 4 mesi fa, si chiama Hot Blues Nights Live ed è una raccolta di brani dal vivo, brani tratti da 4 diversi concerti. E oltre questo disco dal vivo abbiamo altri 2 dischi, uno del 98 e uno del 2001, rispettivamente Room 209 e Phil Houston. In questo periodo state promuovendo questi vostri lavori? Dunque, no, il lavoro di promozione è iniziato nel lontano 88 e dura tuttora, nel senso che noi facendo 2 concerti a settimana, così in linea di massima, siamo perennemente in tour.
E noi così salutiamo Guy Bennici. Grazie tante Grazie a te. per essere stato con noi.